Siamo gli unici, è una grande iniziativa e l'opportunità di ricordare a tutti i cittadini che il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 20 alle 24 gli ospedali sono aperti in tutto il Veneto. Impossibile nascondere la soddisfazione. Così il presidente regionale Luca Zaia torna a parlare della rivoluzione sanitaria messa in atto nelle ULSS del Veneto, che prime in tutta Italia hanno avviato esami e prestazioni diagnostiche in orari serali extra lavoro. Un servizio che ha già trovato parere favorevole da parte dei cittadini pazienti, trevigiani in primis. E i risultati ci danno ragione. Ci danno ragione perché cito due ULSS come esempio: Vicenza, che ha già 700 prenotazioni di TAC, e Treviso, un'altra ULSS del dato che mi ricordo, ha già erogato 500 prestazioni e ne ha per fine anno programmate 2300, il che vuol dire che il sistema funziona. Ringrazio tutti gli operatori del mondo della sanità per quello che fanno, per il sacrificio che hanno fatto, quindi i medici, gli infermieri, il personale amministrativo. E intanto proprio a Treviso il personale sanitario chiede già nuove assunzioni. È una partita che vogliamo affrontare, la affrontiamo con serenità. Abbiamo già chiuso un primo accordo con 30 milioni di euro a livello Veneto per questo primo sforzo, che è un grande sforzo che chiediamo agli operatori. E dopodiché io sono convinto che l'ospedale aperto di notte sia un cambiamento culturale e questa evoluzione culturale ci porterà a pensare a un ospedale che vive di notte per la diagnostica e un ospedale che vive di giorno per la cura. Fatto sta che gli ospedali aperti di notte rappresentano un cambiamento culturale, ricorda Zaia, permettendo di guadagnare qualità nell'erogazione dei servizi, anche quando si tratta di attrezzature tecnologiche. Macchine che lavorano di più si usurano prima, le cambiamo prima e abbiamo come riscontro macchine sempre innovative all'avanguardia per la diagnostica.